Ben ritrovati dalla redazione. I mezzi al lavoro per la bonifica, ma pesa l'incognita meteo e quanto fa sapere FVG Strade dopo le 3 diverse frane che hanno interessato al culmine di nubifragio la strada regionale 355, la strada regionale 465 e la ex strada provinciale 22 che mettono in collegamento il Friuli, Venezia Giulia e il Veneto. In tutte e 3 le zone sono scese a valle importanti colate detritiche che hanno invaso la sede stradale. Il personale e i mezzi di FVG Strade si sono messi al lavoro per sgomberare le strade dalle frane, soprattutto la più imponente lungo la strada regionale 465 a Sappada. Si stima che il materiale da rimuovere sia di circa 3.000 metri cubi. Cronaca: un uomo di 54 anni residente nel comune di Cormons è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato ieri sera a Felettis di Bicinicco. Il motociclista stava percorrendo la strada provinciale 94 quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della sua motocicletta ed è finito fuori strada. La moto ha terminato la sua corsa in un fossato che costeggia la carreggiata. Il 54enne ha riportato ferite in diverse parti del corpo. È stato trasportato in condizioni gravi ma non in pericolo di vita all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Trieste: Miramare fa un passo in avanti verso la normalità dopo i danni provocati dalle mareggiate dello scorso novembre. Si sono conclusi i lavori per il rifacimento del muro di sostegno al bivio in un'area fino a questo momento circondata dalle transenne, con annesso restringimento della carreggiata che conduce al castello. Era uno degli interventi più attesi, siccome il cantiere impediva l'accesso ai mezzi pesanti e ostruiva il passaggio dei pedoni. Significa che non si tornerà subito ai pullman riammessi a Miramare, non ancora, per ragioni che si chiariranno comunque dai risvolti positivi sul traffico e non solo. Cominceranno a breve le procedure di gara per la realizzazione del progetto da 180 milioni di euro della grande stazione di Servola. Lo rende noto l'autorità portuale di Trieste Monfalcone dopo l'approvazione che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato all'unanimità la determinazione per il progetto estensione delle infrastrutture comuni per lo sviluppo del punto Franco Nuovo, fascicolo A, finanziato con risorse del fondo complementare al PNRR. La decisione del Consiglio, che risale al 2 agosto scorso, è stata presa al termine di un lungo percorso di valutazione del progetto e la chiusura della conferenza dei servizi. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo sereno poco nuvoloso nel pomeriggio sera, cielo variabile sulla zona montana dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi che in seguito potranno localmente estendersi anche sulla pianura e sulle zone orientali. Temperature minime in pianura fra 18 e 21, le massime fra 32 e 34 gradi, minime sulla costa fra 22 e 25, le massime fra 30 e 33 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.